In 5 in corsa per lo scranno più alto di Palazzo dei Giganti, 13 le liste in campo, 373 gli aspiranti consiglieri comunali. Ecco i numeri della sfida elettorale appena cominciata al comune di Agrigento. Il sipario si è alzato ufficialmente oggi. Alle ore 12 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Clima tutto sommato cordiale, sereno tra i corridoi, come testimoniano queste immagini che indugiano sull'abbraccio tra Totò Pennica e Mariella Lobello e come confermano le loro parole. Peccato che il voto è uno, se no lei lo avrebbe dato a me, io lo avrei dato a lei. Non è semplicemente una sfida, intanto lo invito Totò al mio comitato elettorale, faremo immediatamente una sfida subito, che ne dici, domani pomeriggio, dopodomani? E cominciamo da loro due ad appoggiare Mariella Lobello, MPA, PD, FLI, API e la lista Agrigento protagonista. Uomini e donne che insieme vogliono poter contribuire a fare di Agrigento la città degli agrigentini e non semplicemente la città dei palazzi. Sveliamo gli assessori designati, chi sono? Gli assessori sono Rina Vullo, Ina Mancuso e l'ingegnere Maurizio Costa. Il primo un dipendente della provincia gradito ai rutelliani, il secondo una professoressa in pensione gradito ai finiani e il terzo il capo della protezione civile di Agrigento in quota MPA. E siamo a Totò Pennica, candidato sindaco di Epolis, sostenuto da Grande Sud, PDL e Cantiere Popolare, del quale fa parte anche il partito di Sgarbi, dopo che nelle ultime ore ha lasciato in polemica Zambuto e per il critico d'arte sarebbe pronto un ruolo di primo piano. Vittorio Sgarbi sarà il propagandatore della città di Agrigento per l'Italia e per il mondo. Chi sono gli assessori designati? Sono il professore Carmelo Terrasi, Paolo Minacori e Daniela Catalano. Terrasi indicato da Grande Sud, Catalano PDL, Minacori e Polis. E tra i corridoi questa mattina non c'era l'uscente Marco Zambuto. Le operazioni le ha perfezionate chiuso nella sua stanza e dando uno sguardo alle liste che lo sostengono, evidentemente lui punta tutto quasi sul voto disgiunto, dal momento che alle sue spalle ci sono solo due liste, UDC e Patto per il Territorio. Liste che hanno una forte presenza ai candidati nel territorio, consiglieri comunali, assessori, gente impegnata. Penso che siano tra le liste le più rappresentative e quelle che daranno il maggior risultato elettorale. E in giunta Zambuto ha confermato Patrizia Pilato, ha richiamato Piero Luparello e ha pescato Vittorio Messina, presidente della Camera di Commercio di Agrigento. Ma penso che sia una bella squadra per continuare questo lavoro svolto in questi anni. Soprattutto una squadra rappresentativa anche di qualità, espressione, diciamo, gli assessori di mondi diversi ma estremamente significativi. Assente invece per impegni personali il candidato sindaco Giampiero Carta, spinto dalla lista civica Agrigento Bene Comune, che abbraccia uomini e donne di Italia dei Valori, SEL e Federazione di Sinistra. Gli assessori designati sono Lillo Miccichè, Nello Amel, Simona Carisi e Nestore Ulisse Saieva. È mattinata convulsa per Giuseppe Arnone, alle prese fino all'ultimo con la definizione della documentazione, tant'è che ha rinunciato ad avvicinarsi ai nostri microfoni. L'ambientalista, sostenuto da una lista virtuale, per così dire tecnica, cioè che non dovrà essere votata, l'ha presentata perché la legge lo impone. 22 comunque i candidati inseriti, per lo più non sono agrigentini. Gli assessori designati da Arnone sono Cinzia Schinelli, Rosa Galluzzo e Daniela Posante.